io amo Napoli a modo mio e sono contento di essere stato qua. Grazie. No. Buonasera a tutti. Non ce la fai, stai qui. Non resisto quando. Sono due cose nella vita che faccio in piedi: il caffè al bar e parlare. Vi saluto tutti, vi ringrazio. E ti riesce molto bene. Sono arrivato ieri e ho detto a mia moglie, non che a mia compagna, e ho detto: puoi vedere che in questi 3 giorni qui qualcuno mi dirà perché hai segnato qualcosa. È passato 2 giorni, non ne sono venuto. Stamattina sono andato al bar, ma tu perché hai segnato qualcosa? Ma io dico colpa del portiere. Allora, parlando di questo episodio, devo dire che c'erano 3 napoletani in quella partita. C'era Damiani, Zoff ed io. Voi non vi ricordate perché siete tutti giovani. Allora, E chi lo dimentica? Forse Giuseppe. la Juventus vinse 1-0 con gol di Causo e a un certo punto un tiro di Giuliano fuori dell'aria, nel 7, Zoff fece una parata strepitosa. Nessuno ha detto a voi che gol ingrato. Solo È vero. Allora, devo dire che a Napoli sono stato meravigliosamente bene. Vengo poco perché qui domani faccio sempre la stessa domanda. Quando Faustino mi ha telefonato e ha detto: senti, ho detto sì, non c'è bisogno di dire niente, ho già detto di sì. Poi mi ha detto che era per il libro e sono venuto molto volentieri. E sono venuto anche volentieri per insegnare a lui, che lui ha 1 anno meno di me, no? Però io ho 65 anni e lui ha 64. Quando si metteva con la testa giù. È vero o no? Allora, quando sono venuto a Napoli, tu non sapevi questo, no? Perché poi lui dice: andiamo insieme, ci vediamo a Roma e andiamo nel ritiro di Aquila. Ho detto: va bene, ci vediamo a Roma, e un nostro amico ci ha accompagnato in macchina. Allora, durante il tragitto ho detto: oh, ma io non voglio diventare di Napoli perché non sono re. Tu diventi re, io voglio solo fare qualche gol. Ma cos'è successo? All'inizio del campionato il capocannoniere chi era? Faustino, con 7 gol, è vero o no? Ti ricordi? Era molto bello. E c'è alcuni episodi che posso raccontare, perché Canè, Paolo Canè adesso lui parla solo napoletano, non parla in italiano. È vero o no? E mi ricordo che veniva Nunzio Gallo, che molti di voi lo conoscevate, e veniva a vedere l'allenamento solo per sentire parlare lui napoletano, era una cosa bellissima. E quando siamo andati una volta a New York a fare una partita amichevole contro il Santos, e mi sentivo che lui ha discusso con qualcuno e ha detto: no a Luca! Io dico: ma che cosa vuoi dire no a Luca? È vero? Io che tu hai no a Luca!